benvenuti ad una nuova puntata del Presepista. Oggi vedremo come fare delle casette, perché l'anima del presepe sono per l'appunto le casette. Allora, come facciamo noi le casette? Allora, partiamo dal presupposto che ci sono tre tipi di casette: in legno, in polistirolo e in cartone. Noi il presepe lo dobbiamo fare in esterna, quindi i primi due materiali sono più consigliabili rispetto al terzo, che sebbene l'abbiamo usato per 2 anni ha un difetto, ovvero quello che con l'umidità si piega, bisognerebbe plastificarlo, è un po' più complesso rispetto al fatto di avere una casetta in polistirolo o una in legno che bene o male tengono l'umidità. Quindi noi andiamo a costruire sia col polistirolo sia che con il legno. Intanto iniziamo col polistirolo. Allora, prendiamo un foglio di polistirolo e tagliamo dei cubetti o parallelepipedi, quindi li tracciamo e rispetto a quello che dobbiamo fare facciamo delle proporzioni. Ad esempio qui prendiamo per esempio un palazzo, che è questo qua che abbiamo realizzato già. Qua vediamo che la facciata principale è più grande e sproporzionate ci sono quelle laterali. Sopra ovviamente l'abbiamo lasciato libero, perché poi vi faccio vedere cosa facciamo col sopra. Quindi questa tecnicamente è una parte superiore, mi pare, sì, esatto, di una casetta. Quindi anche le casette stesso procedimento, prendiamo un blocco di polistirolo, incidiamo ovviamente qua la porta, quindi una volta la togliamo, poi una volta ci rimarrà il polistirolo, abbiamo una tinteggiatura veloce prima, poi ovviamente i pezzi qua laterali sono più piccoli e il tetto anche. Quindi adesso con tutte queste belle casette in polistirolo, legno o quant'altro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in un certo senso arredarle, sistemarle pronte per l'utilizzo. Allora, nel primo caso, questa qui, adesso vi faccio vedere un esempio già completata, è un palazzo, quindi bene o male non è che possiamo variare molto, mentre sul secondo caso, questa, possiamo variare, come ad esempio questo, farne un forno, una taverna. Noi andremo a realizzare una taverna adesso e delle case private, quindi questa qui, proprio questa, adesso andremo a farla diventare una taverna. Quindi vi insegnerò come fare, ma prima vediamo le case completate, entrambi gli esempi. Andiamo a vederli gli esempi ora. Ecco, stavamo dicendo, abbiamo queste due case, invece completate sarebbero questa, tetto in bambù, e questa, con i mattoncini tutti incisi, sempre il tetto in bambù. Ovviamente gli mancano dei particolari a queste due case, che sono cos'è che mi manca qui? Sì, l'edera gli manca, mi pare. Aspetta che controllo. Sì, l'edera gli manca ad entrambe le case, però questa la andrò a fare per ultima, perché ovviamente sono particolari, mentre a me serve fare il grosso del lavoro per iniziare. Quindi queste due bene o male sono le basi, e questa andremo a realizzarla più o meno come questa, e vi farò vedere un attimo il procedimento, anche se il grande è proprio fare le prospettive tagliando giusti i pezzi e poi sapendoli incollare, sempre con la colla a caldo, oppure anche con la vinavi, cioè non è un problema. Ma poi andremo a realizzare anche una taverna, anzi iniziamo proprio con la taverna. Iniziamo. Allora prendiamo la nostra struttura, abbiamo già tinteggiata, abbiamo tagliato qui, le proporzioni sono giuste, quindi cosa andiamo a fare? Allora, come tutte le taverne che si rispettino, avrà una luce, io la posizionerei, penso qui, sul lato, e sopra una bella insegna
ricordatevi che le insegne devono essere in latino, non di certo in italiano, che non esisteva, ma a quel tempo appunto il posto era sotto impero romano, quindi in latino andremo a scrivere. Quindi andiamo a fare una breve ricerca su come si scrive. Io ovviamente lo so già perché avendo studiato latino mi ricordo ancora come si dice. E poi faremo un buco qui, posizioneremo una luce e un lampadario piccoletto. Infine andremo a fare tutti i dettagli che convengono ad una taverna. Quindi iniziamo. Bene, abbiamo terminato quel passaggio lì e ora tutta la superficie è ricoperta da questa carta. Ora prendiamo della sabbia, un po' di sabbia e della terra e la mettiamo. Ricordatevi che la sabbia non deve mai entrare in contatto con la terra, quindi gli creeremo una barriera in ogni modo.